Domani venerdì 14 ottobre ad Aragona in piazza Umberto I, nell'ex chiesa del Purgatorio, alle ore 18, Pascal Schembri presenta delle sue ultime opere letterarie. Buongiorno a tutti. Domani sera presenteremo questi due libri. La presentazione è stata organizzata dalla Proloco di Aragona e quindi il primo libro verrà presentato dalla dottoressa Gabriella Battaglia, Memoria e Vanità. È una storia di un personaggio che perde la memoria e il suo agente le organizza un viaggio a ritroso nel tempo tra la Francia, l'Italia e la Sicilia, nella speranza che riesce a ritrovare la memoria. Riuscirà a ritrovarla? Bisogna leggere il libro. Il secondo invece è il titolo L'Odissea di un cardinale. È un giallo, è un thriller, è una faida fra due famiglie della provincia di Catania. I personaggi sono tanti e girano per il mondo, tra l'Italia, l'America e soprattutto il Vaticano. E alla fine, per lo spessore umano e per l'amore di tutti questi personaggi, anche se ci sono diversi morti, ci sono anni di galera, parla anche della tratta delle bianche, di quell'associazione templare quando sono uccisi una settantina di persone negli anni '80. Comunque è un thriller da leggere. E alla fine Interverrà anche Enzo Sardo. Sì, allora presenteranno, come avevo detto prima, il primo libro verrà presentato da Gabriele Battaglia, L'Odissea di un cardinale dallo scrittore Enzo Sardo e letture dalla dottoressa Serenella Bianchini. Modera il giornalista Alan Davide Scifo. Sì, ecco, Davide Scifo è stato proprio, diciamo, il coordinatore di questa presentazione e sarà anche il moderatore. Quindi prego a tutta la cittadinanza di Aragona di partecipare a questa presentazione e anche delle persone dei paesi vicini. E con questo ringrazio voi e Teleagras con l'augurio di rivederci al più presto.